Dopo 2 anni di presidenza del club Soroptimis, Rosaria Leto lascia il testimone a Jana Simpanen al termine di una cerimonia che si è svolta sabato scorso a Favara presso il museo Marzipan, alla presenza dei rappresentanti degli altri club service, oltre che alle socie del club di Agrigento. Rosaria Leto è in carica dal 2015, nel corso della manifestazione ha riassunto le tante iniziative svolte nel suo biennio di lavoro, ringraziando sia il suo staff e le tante amiche che validamente l'hanno collaborata spontaneamente. Tra le tante cose realizzate, quella del settore dell'alimentazione e salute in collaborazione con il mondo della scuola, l'inaugurazione della stanza rosa per le vittime della violenza presso la caserma dei Carabinieri di Agrigento lo scorso 8 marzo, il premio Alesso Di Giovanni e la cerimonia svolta agli Spazi Temenos, sempre per i 20 anni di fondazione del club. Il consuntivo è stato estremamente importante per me perché ho fatto il punto della situazione assieme alle amiche del club. In questo consuntivo ho messo la rispondenza al programma nazionale della nostra presidente Leila Picco, ho messo l'apertura al territorio, ho messo la collaborazione con le istituzioni come l'Arma dei Carabinieri, la Casa Circondariale, le scuole, i progetti con le scuole che mi sono stati particolarmente cari, in cui noi non siamo andati a fare conferenze ma abbiamo portato progetti. E poi un'altra caratteristica di questo mio biennio, avere coinvolto attivamente tutte le socie che sono state relatrici, referenti di progetto, hanno organizzato la giornata della memoria. È stato un club veramente attivo, un club in crescita che avrà sicuramente un bel proseguo con la futura presidente. Dopo l'accensione delle candele è stata la volta della nuova presidente che sarà collaborata da Marisa Ciotto e da Sambrina Zambuto, tesoriera. La presidente per il biennio 2017, Jana Simpanen, ha illustrato il tema proposto dalla presidente nazionale Patrizia Salmoiraghi: insieme diamo valore al futuro delle donne. Gli obiettivi sono intanto sempre quelli di base del Soroptimist, l'avanzamento della posizione delle donne e un occhio particolare alle giovani donne, alle bambine, quindi l'educazione, formazione, lavoro e conoscenza. Queste sono le basi del programma nazionale del biennio 2017-2019 che ha come titolo Diamo valore al futuro delle donne, quindi già nel titolo ci sono tutte le parole importanti: il futuro, le donne e il valore. I filoni sono due essenzialmente, quella della cultura e quella della conoscenza, dell'educazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro.